Eccoci pronti, tante le notizie all'interno del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Hanno partecipato lo scorso mese di aprile alla preselezione per il concorso bandito dall'Annunziata di Cosenza per l'assunzione di 24 operatori sociosanitari, ma le procedure sono state bloccate. In 1045 chiedono l'espletamento del concorso. Questa mattina sit-in davanti ai cancelli dell'ospedale. Vertenza degli 80 OS della Coop Service, il prefetto convoca un tavolo tecnico con i sindacati e il commissario Cotticelli, appuntamento a mercoledì. Il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo, ha aderito al nuovo soggetto politico di Renzi nei giorni scorsi. Anche il primo cittadino di Aprigliano nel Cosentino aveva compiuto la stessa scelta. Ma Gorno: non ci saranno nostre liste per le regionali. Riace non è più il paese dell'accoglienza, rimosso il cartello, il nuovo ingresso da oggi dedicato ai santi Cosma e Damiano. Non ce l'ha fatta il 18enne rimasto ferito venerdì scorso in un incidente stradale a Bibbo. Il giovane a bordo di una moto si era scontrato con un furgone lungo la statale 18. Omaggio a Gioacchino da Fiore, successo per l'opera L'annuncio, una scintilla del maestro Fabio Benincasa, opera tratta da un testo poetico di Monsignor Staglianò e interamente prodotta in Calabria. Prima sfida a salvezza per il Cosenza in campo al Marulla con il Livorno. Il Crotone ospita la Juve Stabia, in Serie C sfida al vertice tra Ternana e Reggina. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. Ancora una protesta in primo piano in apertura del nostro telegiornale. Hanno partecipato ad una preselezione bandita dall'Annunziata di Cosenza, ma ora tutto è bloccato. In 1045 aspettano una risposta. Si trattava di un concorso per operatori sociosanitari. Stamattina il sit-in dinanzi ai cancelli dell'ospedale di Cosenza. Vediamo. Loro sono una parte dei 1045 operatori sociosanitari che lo scorso mese di aprile hanno superato la preselezione per il concorso bandito dall'azienda ospedaliera di Cosenza per l'assunzione di 24 OS, ma il commissario Cotticelli ha bloccato tutto. Oggi hanno inscenato un sit-in davanti ai cancelli dell'Annunziata per chiedere la riapertura delle procedure concorsuali. Noi chiediamo lo sblocco del concorso perché comunque meritiamo di finire il concorso, meritiamo che i nostri sacrifici vengano comunque premiati, ma lo sblocco del concorso serve anche ad andare a riempire queste figure che sulla pianta organica dell'ospedale di Cosenza, come tanti ospedali, ad oggi sono al di sotto dei numeri della soglia minima. Noi chiediamo la legalità da parte del commissario, fare le cose di norma di legge. Molti di questi lavoratori sono precari da anni, eppure nelle corsie ospedaliere manca personale, c'è carenza di medici, infermieri e OS, ma ad oggi è tutto bloccato. Abbiamo fatto pure dei sacrifici magari per passare alla preselezione, cioè, anch'io ho una certa età, diciamo, rimettermi di nuovo a studiare, quindi è stato un po' un sacrificio per me anche in più. E sono 11 anni più o meno, sì. Lavoro come precario con delle cooperative, con dei progetti così, quindi vado avanti in questo modo. Ho famiglia, ho 2 figli pure piccoli. Non ci sono soltanto i 92 OS della Coop Service, dicono, ma la loro, sottolineano, non è una guerra tra i poveri, chiedono soltanto il rispetto delle regole. E a breve chiederemo al generale Cotticelli un incontro per cercare di sbloccare questa situazione che purtroppo questo decreto Calabria ha creato solo una grande confusione, una guerra tra poveri che purtroppo non porta nulla di buono a questa sanità che è sempre più allo sbando. E ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbiamo seguito la protesta vibrata degli 80 OS che sono saliti sul tetto dell'azienda sanitaria di Cosenza, l'azienda ospedaliera di Cosenza. Ebbene, per loro c'è la scadenza del contratto e abbiamo seguito passo dopo passo questa vicenda. Da 25 anni, lo ricordiamo,
hanno svolto e svolgono servizio all'interno delle corsie dell'ospedale, ora temono per il loro futuro. Mercoledì però potrebbe essere la giornata cruciale per lo sblocco della vertenza. Vediamo. Si riunirà mercoledì il tavolo tecnico convocato dal prefetto di Cosenza Paola Galeone per discutere insieme al commissario ad acta Saverio Cotticelli della vicenda degli 80 OS in servizio presso l'azienda ospedaliera di Cosenza. Lo conferma ai nostri microfoni Elio Bartoletti della UIL Sanità. Questa è una notizia che non è stata ancora formalizzata, ma è certa, perché stanno mobilitando il presidio presso la prefettura di Cosenza in virtù del fatto che hanno avuto questa assicurazione, quindi è stata comunicata ai lavoratori che il prefetto ha convocato le parti in causa, compreso il commissario di governo. Cotticelli dovrebbe esserci, questi almeno i rumors, anche se solo una settimana fa non ha preso parte ai lavori della terza commissione sanità della Regione Calabria. Si sta programmando una legge regionale che può trovare una utile soluzione per dirimere molte delle vertenze che ci sono sul campo, sia per quanto riguarda i precari, sia per quanto riguarda i lavoratori della Coop Service, quindi gli OS esternalizzati, sia per quanto riguarda lo sblocco delle graduatorie. Ma la sanità in Calabria è un problema atavico, acuito dalla politica che negli ultimi anni ha solo complicato e non poco le cose. I cittadini hanno capito che hanno bisogno di una buona sanità, non di pessimi politici. Quindi chi si approccia a governare questo sistema deve sapere che dovrà rendere conto. Un ottimo politico è chi fa funzionare bene la sanità. Oggi la sanità calabrese esprime dei punti di grande eccellenza e ha delle difficoltà, ma sono difficoltà organizzative. La politica adesso, il sindaco di Mendicino, siamo nel Cosentino, Antonio Palermo, ha aderito al nuovo soggetto politico di Renzi. Nel pomeriggio una lunga nota in cui ha spiegato i motivi della sua scelta. Intanto Magorno ai nostri microfoni dice non ci saranno liste per le regionali. Vediamo. Lo ha detto più volte Matteo Renzi, Italia Viva sarà la casa, così la chiama l'ex premier per i giovani amministratori. Un messaggio arrivato in provincia di Cosenza dove Ernesto Magorno, renziano doc, è lui a tenere le redini del partito in Calabria, di Italia Viva ha fatto il punto delle adesioni ai nostri microfoni. Renzi sta raccogliendo tante adesioni per Italia Viva, soprattutto giovani, donne, amministratori locali che guardano con interesse a un progetto di un grande contenitore politico, di un movimento, di un nuovo partito nel quale non ci sia una discussione solo tra correnti, inutile discussione tra correnti che è un motivo solo di litigiosità, ma dove ci sia invece un luogo, un'agorà, ecco, chiamiamola così, una piazza, una grande piazza dove si possa discutere del futuro dell'Italia. Voglio esaltare l'entrata di Alessandro Porco, il più giovane sindaco calabrese, uno dei più giovani sindaci italiani. Ecco, i giovani, anche quelli che sono impegnati nel mondo delle istituzioni e della politica, guardano Italia Viva come al loro futuro, al futuro del loro territorio e del proprio paese. Nel pomeriggio il primo cittadino di Mendicino, Antonio Palermo, ha ufficializzato l'adesione a Italia Viva. Proverò, afferma in una nota, a dare il mio contributo per offrire a questo progetto le conoscenze e le competenze che ho maturato in questi anni da giovane sindaco della mia città. Insomma, la fase è quella del work in progress, con la certezza che il nuovo soggetto politico non sarà in campo per le regionali. Mi pare che Renzi abbia parlato assolutamente chiaro, non saremo in campo con nostre liste nelle prossime elezioni regionali in Italia. La Questura di Cosenza ha negato l'autorizzazione alla manifestazione di dissenso che era stata organizzata per domani nei confronti di Matteo Salvini in occasione della visita in città del leader della Lega. Secondo quanto reso noto attraverso i social, i promotori della manifestazione Spegniamo Salvini si raduneranno comunque in piazza dei Bruzzi alle 17
per un corteo, è scritto in una nota, colorato, pacifico e determinato. Le altre notizie nelle nostre brevi. Non ce l'ha fatta il 18enne di Vibo Marina, ricoverato all'ospedale pugliese di Catanzaro dopo essere rimasto coinvolto venerdì pomeriggio in un terribile incidente stradale avvenuto nel Vibonese. Il giovane era alla guida di una moto quando si è scontrato per cause in corso di accertamento con un furgone lungo la statale 18 che collegava Vibo Valencia a Pizzo Calabro. Nonostante i tempestivi soccorsi, il lungo intervento chirurgico al quale il 18enne è stato sottoposto non è stato sufficiente a salvargli la vita. Riace non più paese dell'accoglienza, come recitava il cartello collocato all'ingresso del vecchio borgo, ma diventa invece paese dei Santi Cosma e Damiano, come scritto sul pannello che è stato installato all'ingresso del paese. A disporre la nuova indicazione, che ha suscitato non poche polemiche, è stato il sindaco del centro della Locride, Antonio Trifoli, che con tanto di fascia tricolore, insieme ai sacerdoti, ha collocato e benedetto la nuova insegna che archivia simbolicamente il modello di accoglienza Riace. Beni mobili e immobili per 150.000 euro sono stati sequestrati dai carabinieri di Taurianova a 4 persone indagate per appropriazione indebita, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. I 4, 3 dei quali dipendenti per diverso tempo di una stazione di servizio, avrebbero attuato un sistema di pagamenti fraudolenti per appropriarsi di circa 200.000 euro. Una piantagione di marijuana composta da 600 arbusti è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri in località Cropanè di San Lorenzo. I militari hanno individuato la piantagione in un'area circondata da rovi e felci. Inoltre a San Luca un uomo è stato denunciato con l'accusa di coltivazione di droghe. A stabilire le sue responsabilità si sono rivelate decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza. 400 quintali di legna sequestrata e 2 persone denunciate per aver tagliato delle piante senza autorizzazione. Il bilancio di un'operazione dei carabinieri forestali a San Sosti nel Cosentino. I militari hanno scoperto all'interno di un'area boscata in località Le Conche le piante abbattute pronte per essere prelevate. Pertanto, considerato che i lavori sono stati effettuati senza autorizzazione, si è proceduto al sequestro della legna, la denuncia del proprietario della ditta per violazione al vincolo paesaggistico e ambientale. Cambiamo ancora argomento, si è concluso ieri pomeriggio il 9° Forum Nazionale dei Giovani Soci delle Banche di Credito Cooperativi e Casse Rurali Italiane. In città 300 i giovani provenienti da tutta Italia in rappresentanza delle 50 BCC. Vediamo. Sono stati quasi 300 i giovani soci delle diverse BCC e casse rurali italiane che si sono dati appuntamento a Cosenza per il loro 9° Forum Nazionale, organizzato quest'anno dai gruppi dei giovani soci delle BCC della Calabria, in collaborazione con Federcasse e con la Federazione Calabrese delle BCC. Incontri formativi, ma anche momenti di sana socializzazione e appuntamenti per degustare le specialità locali. Impact People, il titolo di questa edizione, è stato centrato sul tema della finanza mutualistica come finanza d'impatto. Questi incontri hanno una valenza sociale, li organizziamo ogni anno, una volta al sud, una volta al nord, cerchiamo di farli muovere un po' in tutta Italia, appunto per dare concreta percezione di come il sistema del credito cooperativo sia un sistema compiutamente nazionale. Il segreto del credito cooperativo è la sua capacità intergenerazionale. Le generazioni si susseguono da oltre un secolo e quindi abbiamo la necessità di trasmettere ai giovani i valori di sempre. Io mi auguro che portino dentro di loro la Calabria, Cosenza, l'accoglienza dei calabresi, perché non è mancata in questa occasione. È andata veramente bene, siamo soddisfatti, siamo contenti di questo evento nazionale che ha visto Cosenza protagonista e che ha visto il credito cooperativo calabrese anch'esso protagonista. I giovani, che devono quindi essere i primi attori dello sviluppo dei territori, hanno contagiato tutti con il loro entusiasmo e la loro energia. Siamo arrivati alla fine, ma è stata un'esperienza molto entusiasmante, abbiamo conosciuto un sacco di gente, io personalmente ho conosciuto anche questi posti perché non ero mai venuto in Calabria, quindi è stata un'occasione
per insomma, conoscere anche questo territorio. È bellissimo aver partecipato a questo evento anche perché ci sono tantissimi giovani e quindi è ancora più interessante il confronto. Da rifare anche 2 volte l'anno. A San Giovanni in Fiore adesso per l'omaggio a Gioacchino da Fiore, successo per l'opera L'annuncio e una scintilla del maestro Fabio Benincasa. Vediamo. Prima assoluta a San Giovanni in Fiore dell'opera L'annuncio, una scintilla del maestro Luigi Benincasa, che ha chiuso la seconda serata di eventi florenzi, programma artistico-culturale promosso dall'amministrazione comunale sangiovannese in concomitanza con lo svolgimento del 9° congresso Gioachimita. L'opera, tratta dal testo poetico di Sua Eccellenza Monsignor Antonio Staglianò, è stata interamente prodotta in Calabria. La sinfonia musicale, i cori, gli assolo, l'interpretazione dei personaggi e il gioco di luci hanno incantato ed emozionato il numeroso pubblico presente. La scintilla è stato Gioacchino stesso, la sua personalità, il suo essere persona credente e quindi che è un tutt'uno col suo messaggio. La scintilla dà fuoco e il fuoco ha un'unica vera grande parola umana che lo può identificare nel mondo e che è l'amore. Gioacchino da Fiore ha predicato l'amore, Gioacchino da Fiore ha vissuto l'amore, Gioacchino da Fiore ha comunicato l'amore non soltanto attraverso la testimonianza della sua esperienza monastica, ma anche attraverso la sua immaginazione e il suo linguaggio anche popolare, che è il linguaggio della figura. Un messaggio attuale è dunque quello di Gioacchino da Fiore. Dobbiamo oltrepassare i confini anche della Calabria con Gioacchino. Io credo che da stasera nasce questa scintilla, perché abbiamo capito che con Gioacchino si può davvero parlare al mondo intero, perché Gioacchino, e lo abbiamo sentito dalla Lectio Magistralis di Sua Eccellenza, come dire, ha superato i confini d'Italia, d'Europa, quindi come dire, è un uomo conosciuto in tutto il mondo e il suo messaggio ancora oggi è così attuale e noi come amministrazione comunale da stasera vogliamo rilanciarlo nel mondo intero. Soddisfatta dell'enorme successo di pubblico anche l'assessore alla cultura Milena Lopez. Una San Giovanni in Fiore che si è messa a disposizione per aprirsi a Gioacchino da Fiore. Il messaggio che noi dobbiamo portare, che è quello dell'amore, che è quello di essere portatori di pace, e si è concretizzato sul palco. A Cosenza, per la prima edizione della Festa del Fungo promossa dal Comune in collaborazione con esperti micologi. Vediamo. La Villa Nuova in Piazza della Vittoria a Cosenza ha ospitato la prima edizione della Festa del Fungo, promosso dall'Associazione Micologica Naturalistica Maranese Porcini della Sila e patrocinata dall'amministrazione comunale. 2 intense giornate dedicate ad uno dei prodotti di eccellenza della nostra terra. Cosenza accoglie l'autunno con la prima festa del fungo nella nostra bellissima Villa Nuova. Una parte della Sila oggi si è trasferita qua a Cosenza. Oltre a poter degustare il fungo in tante ricette, avremo a disposizione degli esperti micologi che spiegheranno le diverse specie del fungo, e quindi per chi in maniera anche amatoriale raccoglie i funghi nella nostra bellissima Sila avrà modo di conoscerne tutti gli aspetti. Degustazioni, ma non solo, per i visitatori che hanno avuto anche la possibilità di approfondire la cultura micologica e grazie ai seminari a cura di professionisti e esperti del settore. L'obiettivo è stato quello di divulgare le regole di sicurezza e diffondere una cultura responsabile sulla raccolta dei funghi, individuando le specie pericolose. Altro tema importante è stato quello di sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'ambiente e del patrimonio naturalistico. Saper riconoscere i funghi è molto importante, ma è di vitale importanza soprattutto quando i funghi si mettono a tavola. Prima di consumare dei funghi farli controllare bene. Nel territorio esistono gli ispettorati micologici dove il servizio è addirittura gratuito, per questo è preferibile fare un po' di prevenzione sulla conoscenza dei funghi. Con i funghi non si scherza.
Lo sport, turno infrasettimanale per le calabresi di Serie B, voglia di riscatto per Cosenza e Crotone, sconfitta in trasferta a Benevento e Cremona. Braia alla vigilia della sfida con il Livorno rimugina sull'errore decisivo commesso dai Lupi al termine di una gara quasi perfetta. Stroppa invita alla massima attenzione perché la Juve Stabia è una squadra viva nonostante la pesante sconfitta con l'Ascoli. Vediamo. 3 disattenzioni, 3 episodi diversi condizionano la classifica del Cosenza, sbavature che hanno compromesso i risultati delle gare giocate dopo l'esordio allo Scida, impedendo ai Lupi di raccogliere punti che sarebbero stati meritati. Ma se i gol subiti con Salernitana e Pescara avevano lasciato qualche dubbio sull'affidabilità della fase difensiva del rossoblù, quello incassato a Benevento è frutto di una madornale distrazione collettiva, sfruttata con scaltrezza da Viola e Armenteros. Calciatori silani stregati, è proprio il caso di dirlo, al 93esimo di una gara giocata alla pari con un avversario sulla carta superiore. Il 3-5-2 varato al Vigorito ha impressionato positivamente e il Cosenza, con le geometrie di Greco, il dinamismo di Canutè e l'imprevedibilità di Masciac, ha tenuto testa all'11 di Inzaghi, pericoloso in una sola circostanza, l'occasione capitata in Prota nel primo tempo e vicino a capitolare sul colpo di testa ravvicinato di Manu Rivière che Manfredini ha smanacciato a fatica. Il blackout finale mortifica le ambizioni rossoblù, anche se non ne modifica i piani. Quella con il Livorno sarebbe stata comunque una gara da vincere a tutti i costi. C'è stato pochissimo tempo per recuperare e per studiare l'avversario, ringalluzzito dalla vittoria con il Pordenone. Braglia, che ritorna in panchina dopo la squalifica, dovrà scegliere gli elementi più brillanti per comporre l'11 in grado di riconquistare il Marulla. Io penso sia più un fatto di attenzione che fisico. Io penso che noi, quando riteniamo che le partite ormai sono finite, poi ne buschiamo. Col Pescara, secondo me, già come abbiamo fatto il gol del pari, abbiamo smesso di giocare. Infatti loro, che avevano subito per quasi tutto il secondo tempo, hanno riniziato a palleggiare. E noi scontati. Con la Salernitana, se era ancora negli spogliatoi, abbiamo preso un gol dopo 2 minuti che siamo rientrati. E a Benevento al 93esimo non puoi prendere un gol in quella maniera, perché l'unico che ha urlato e se ne erano accorti era Perina e Corsi. Corsi l'errore marginale, perché in quell'area, io l'ho contati, ho la foto, erano 9 di noi, 3 o 4 di loro. Se vai a analizzare le gare, minimo dovevi avere 4 punti, se era a metà classifica, invece di essere in fondo come adesso, perché nessuna delle squadre con cui noi abbiamo giocato contro ha meritato di vincere con noi, e questo è un dato di fatto. Non inganni il risultato maturato al termine della sfida con l'Ascoli. La Juve Stabia non è una squadra dallo sbando. Allo Scida non sarà una passeggiata per la formazione di Stroppa. Le Vespe sono crollate soltanto nel secondo tempo, dopo aver sprecato diverse occasioni e visto sfumare altre per gli interventi prodigiosi dell'estremo difensore bianconero Leali. Ma se i campani saranno spinti alla voglia di rivalsa, il Crotone vorrà riscattare la sconfitta di Cremona. Il pareggio di Zanellato aveva rimesso le cose a posto, ma i grigiorossi sono riusciti a vanificare la buona prova dei calabresi. Il tecnico dello rossoblù potrà contare sulla Verdi Messias, che è tornato in gruppo. Dubbi sulla disponibilità di Barberis, acciaccato. Siamo assetati e affamati anche noi, se è per questo. Per quanto riguarda il turnover, visto che questa conferenza anticipa l'allenamento di oggi pomeriggio, è difficile fare un punto della situazione. A ieri stavano tutti bene. Vediamo se riusciamo a recuperare Barberis dall'infortunio, poi altre situazioni non ce ne sono. Messias, che sarà disponibile, e noi abbiamo tanta sete, tanta fame. A Cremona potevamo fare di più, bisogna fare punti e quindi mai come domani sera bisogna vincere. In Serie C si ferma il Catanzaro, torna in testa la Ternana che nel turno infrasettimanale affronterà la Regina di Toscano. Vediamo. Conquista il terzo successo casalingo consecutivo la Regina, al quinto risultato utile stagionale, che significa secondo posto per la squadra di Toscano, ad un solo punto di distanza dalla Ternana. Nel primo derby stagionale l'11 Amaranto archivia con un 2-0 la pratica vibonese e si getta a capofitto sulla sfida di mercoledì proprio con la capolista ed ex formazione allenata dal tecnico reggino.
Ma tornando alla gara di ieri, De Rosa e compagni con un gol per tempo superano la Vibonese di Giacomo Modica, che prova a raddrizzare la sfida ma senza sortire gli effetti sperati. Malberti con un'autorete all'11° e Corazza nei minuti iniziali della ripresa decretano un successo importantissimo che rilancia le quotazioni dei reggini. La Vibonese invece resta a 4 punti e si concentra sulla sfida del Razza con il Picerno. Cade a Viterbo il Catanzaro che frena la sua corsa perdendo punti e primato. La squadra di Auteri paga a caro prezzo un primo tempo poco incisivo, con la viterbese che ne approfitta e con Volpe al 5° minuto ed Enrico al 34° si porta in vantaggio. Nella ripresa De Risio accorcia le distanze nei primi minuti e poi il forcing dei giallorossi alla disperata ricerca del pari, ma i padroni di casa chiudono gli spazi e per il Catanzaro è notte fonda. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Nella giornata di lunedì una perturbazione atlantica transiterà velocemente sul nord Italia, influenzando il tempo anche sulla nostra regione, apportando precipitazioni sparse a cavallo tra lunedì e martedì, in prevalenza sui versanti tirrenici. Le temperature inizialmente aumenteranno per il richiamo di aria calda da sud, per poi ridiscendere nuovamente, rientrando nelle medie del periodo nella giornata di martedì. Domani, nella notte a cavallo con lunedì e sino al primo mattino, irregolarmente nuvoloso con piogge sparse anche temporalesche su tutti i versanti tirrenici. A seguire le precipitazioni non più temporalesche si concentreranno in particolare sull'Ametino, Vibonese e Reggino Tirrenico. Nel pomeriggio possibili rovesci anche sul Marchesato Crotonese e area del Pollino, con sconfinamenti sin verso le coste del Crotonese e dell'Alto Ionio Cosentino. Giornata molto ventosa su area urbana catanzarese e versanti ionici catanzaresi e reggini. Temperature in generale diminuzione con minimi che si toccheranno in tarda serata. Passiamo ai mari e ai venti. Domani Mar Tirreno tra mosso e molto mosso. Lo Ionio mosso. Venti da nord-ovest moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, immesso in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo una buona serata e un buon proseguimento.